Ciao a tutti, compagni e compagni, un onore per me, tecnico del Teatro La Fenice, presenziare qui sul palco della CGIL. Siamo in presenza di una profonda crisi generale che non è solo economica ma anche sociale e culturale. Il governo del nostro paese non sta facendo nulla che ci permetta di intraprendere ed aiutare una ripresa produttiva, economica e occupazionale. Per quanto io rappresento non si investe nei settori dello spettacolo e della cultura, da sempre settori anticiclici, quindi capaci di invertire l'impoverimento del paese. Un dato su tutti: per ogni euro investito in questi settori se ne producono 5 con l'indotto. Nella nostra società lo spettacolo, la cultura, la scuola, la ricerca sono settori chiave per il futuro di un paese. In Italia il governo sta facendo l'esatto contrario di quanto si punta in Europa, dove questi settori sono sostenuti perché danno risposte economiche e prospettive per il futuro alle nazioni. Inoltre nel nostro paese si attacca il sistema di informazione e la libertà di stampa e quindi i mezzi che il cittadino ha a disposizione per farsi una propria opinione. Per quanto riguarda la musica dal vivo, il decreto legge 64, passato con emendamenti al Senato e approvato con ulteriori emendamenti ieri sera alla Camera dei Deputati, pur avendo registrato avanzamenti su alcune materie richieste dalle parti sociali, conserva nel suo insieme effetti destrutturanti del sistema cultura, mantiene un profilo fortemente penalizzante sui temi dell'occupazione, della qualità produttiva, della contrattazione e non realizza quindi alcuna riforma del settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, del resto impossibile da attuare tramite decretazione d'urgenza. Serve invece una legge organica complessiva del sistema dello spettacolo dal vivo. Nonostante le modifiche del testo approvato alla Camera, le preoccupazioni dei lavoratori rimangono inalterate. Potevano sì essere scongiurate se gli incontri con il ministro Bondi, che dovevano portare ad un confronto, non avessero avuto solo lo scopo di propaganda per frenare le iniziative di protesta. Questo decreto disegna in modo molto chiaro un attacco per la sopravvivenza stessa di tutto il sistema della produzione culturale e dello spettacolo, per il quale il sindacato si è già mobilitato il 7 giugno a Roma a Piazza Navona. È fondamentale che la normativa venga ancora sottoposta a profonde modifiche, senza le quali non potrà che essere rigettata dalle organizzazioni sindacali e dai lavoratori, e che vengano seriamente approfonditi i temi e le scelte da operare per una vera riforma del settore. Il Teatro La Fenice penso sia importante per il Paese per quanto riguarda la formazione delle persone e delle nuove generazioni in particolare. Oppure è solo un semplice contenitore dove andare a divertirsi? Se prevale quest'ultima considerazione, perché mai la comunità deve finanziare il teatro, soprattutto in tempi di crisi? Spero prevalga la considerazione che il teatro è importante nella formazione culturale e sociale di una nazione, che sia sì finanziato e potenziato il Fondo Unico dello Spettacolo, che non è aggiornato da molti anni ed è diventato uno strumento antico, un'elemosiniere di correnti partitiche. Il teatro, la musica, l'arte e la cultura devono riprendere la propria dignità, il ruolo che gli spetta, al centro di un popolo in evoluzione, svegliare le coscienze, sganciarsi dai partiti, dagli affari. Diceva Edoardo, con la sua sola esistenza il teatro insidia la logica degli apparati. Probabilmente proprio per essere stati coerenti con questa logica che siamo caduti in un arretramento culturale e sociale devastante, dove l'uomo non trova posto. Il teatro e la musica devono essere al centro del sapere. Per troppo tempo il teatro è stato considerato dalle classi dirigenti finzione e divertimento. Non è stato ascoltato e queste ne hanno approfittato, coltivando il precariato in una strana forma moderna di schiavitù. Dobbiamo aprire un dibattito interno sull'occupazione futura, bisogna trovare il modo per valorizzare il sapere. Il sapere senza arte diventa egoismo, l'arte che anima il teatro può essere un ottimo timoniere. Concludo dicendo al ministro Bondi:
Il teatro ha sicuramente bisogno di buoni, anzi ottimi teatranti, ma di sicuro non di furbi e presuntuosi ignoranti. Grazie. La CGIL continuerà a essere al loro fianco. Diamo la parola per l'ultimo intervento prima delle conclusioni a Fabio Guerin della Fincantieri. Care compagne e cari compagni, oggi siamo in piazza per ribadire che noi non vogliamo pagare la crisi la devono pagare chi l'ha fatta, le banche, i grandi finanzieri, loro devono pagare la crisi. Questo è quello che siamo in piazza per rivendicare. Siamo qui per rivendicare anche un'altra volta una manovra sbagliata, una manovra che chiede sacrifici, che allunga ai lavoratori il traguardo alla possibilità di arrivare alla pensione, che gli viene detto che bisogna spiegare alle donne che devono andare in pensione a 65 anni, bisogna prima dare aiuti e un nuovo welfare alle donne, dare asili nido, dare scuole, dare la possibilità di tirare su una famiglia. Non si può pensare di mandare le donne che rinunciano al lavoro ai propri figli e poi devono andare in pensione a 65 anni, perché lo chiede la Comunità Europea. La Comunità Europea però non ci dice che siamo al 23esimo posto dei salari, che abbiamo il maggior numero di morti sul posto di lavoro. È ora di cambiare, è ora che questo governo dia delle risposte che devono essere quelle che noi diciamo. Non si possono accettare i tagli sulla scuola, sull'università, sulla ricerca. Vuol dire che si taglia appunto sui giovani, sul futuro. Se si taglia sul futuro, che paese abbiamo noi se non ci sarà futuro per il nostro paese? E qui viene fuori appunto una manovra iniqua e sbagliata, in cui c'è una politica decisa da Confindustria da questo governo, che c'è un patto di ferro tra di loro, un patto in cui spiegano appunto che bisogna bloccare i salari del pubblico perché 2 minuti dopo anche i salari del privato devono essere bloccati. E cos'è questo? Cosa significa? Ti spiegano che le tasse non aumenteranno, ma se aumenta la vita, il gas, la benzina, gli stipendi stanno fermi, non è un aumento delle tasse lo stesso. E poi ti spiegano padroni a casa nostra e schiavi nelle fabbriche. Questo è quello che è successo a Pomigliano, che spiegano i lavoratori che devono fare un referendum sotto ricatto, e gli spiegano che devono lavorare a catena 24 ore su 24, 8 ore di seguito, la messa a fine turno di lavoro, non hanno più il diritto di fare lo sciopero, di organizzarsi. Questo è il referendum che chiedeva la Fiat ai lavoratori, e i lavoratori hanno dato una risposta di dignità che nessuno si aspettava. Nessuno, tutti erano contro i lavoratori. Il 40% ha detto no a quell'accordo e l'altro 62% ha chiesto voto sì, ma fiamma, tieni duro. Questo ci hanno chiesto i lavoratori, è per questo che noi dobbiamo continuare la nostra battaglia. E oggi, il 25 di giugno, credo che deve essere l'inizio di un percorso, perché la Confindustria e il governo hanno la loro strategia, anche la CGIL deve mettere in campo una strategia, riaprire il conflitto e gli scioperi, perché solo così riusciremo a impedire l'attacco di questo governo e di questa Confindustria. Sapendo che quello che hanno appena fatto a Pomigliano qualche mese fa, anche l'amministratore della Fincantieri aveva detto in una consegna che se si vuole lavorare bisogna accettare le condizioni dittate da loro. Niente scioperi, niente conflitto e testa china. Abbiamo risposto immediatamente, abbiamo detto che sono dei miserabili, che non si può pensare che quella crisi venga usata contro i lavoratori, contro chi ogni mattina si sveglia e dà mette in moto il motore della macchina del nostro paese. E per questo dobbiamo continuare, chiediamo alla CGIL, andiamo avanti, che riusciremo a bloccare le discussioni e la linea di questo governo.